Buonasera, ben ritrovati su Radio Adige TV, una nuova puntata di giovedì. Questa sera ospiti per parlare di sanità e sociale per la Regione Veneto, in vista anche delle prossime elezioni regionali. Abbiamo due consiglieri regionali uscenti, Marco Andreoli, Fratelli d'Italia, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Anna Maria Bigon, Partito Democratico, benvenuta. Buonasera, grazie. Partiamo appunto da quanto costa la sanità in Veneto. Allora vediamo questo grafico, viene proprio dal sito della Regione Veneto, ci fa vedere negli ultimi anni la percentuale che vediamo qui è quella sanità e sociale, appunto come impatta sui bilanci. Siamo fra il 70 e l'80 anche oltre per cento. Un altro dato che vediamo sempre qua, appunto questo è invece il bilancio di previsione 2025, il bilancio semplificato per il cittadino. Vediamo insomma cifre, se 40-600 milioni, arriviamo alla tutela della salute che siamo oltre gli 11 miliardi. Insomma, cifre che ci fanno capire il peso e di cosa stiamo parlando questa sera. Prima di dare la parola agli ospiti, sentirei il presidente dell'Ordine dei Medici di Verona, Alfredo Guglielmi, che parla della difficoltà anche per quanto riguarda le liste d'attesa e la gestione della sanità in Veneto. Sentiamo. È vero che c'è un eccesso di prestazioni, questo è un po' frutto della medicina difensiva, vero, ma è anche frutto di una mancata comunicazione. Cioè tante prestazioni che non sono necessarie nascono dal fatto che purtroppo col sistema sanitario nostro non c'è un dialogo e un collegamento tra colleghi della medicina del territorio, dell'ospedale, degli specialisti. Vecchio problema incancrenito, professore. Vecchio problema che è nuovo problema adesso perché proprio crea una criticità del sistema notevole. Quindi le liste di attesa sono aumentate perché, non essendoci uno scambio di informazioni, è più facile per il medico dire facciamo questa prenotazione, chiediamo questo esame, oppure, come è vero, chiediamolo perché non voglio rischiare di non fare un accertamento. Quindi una certa dose di prestazioni non necessarie c'è. Farla ricadere solo sui malati mi sembra un po' semplicistico. Io lo farei ricadere in una mancata sinergia tra colleghi, tra medico e paziente. Questo era un estratto da Verona Salute, la trasmissione che va su Radio Adige TV alle 21 ogni martedì con Claudio Capitini. Partiamo da Andreoli. Abbiamo sentito, questo era un punto della questione, ma la questione è ampia. Le liste d'attesa, che sono lo scoglio contro cui si scontrano i cittadini troppo spesso. Senz'altro sì, che poi va a braccetto anche con l'affollamento dei pronti soccorso, proprio perché non si riesce a fare un filtro veramente efficace a livello di medicina del territorio, e questo credo che purtroppo necessiterà di un cambio di strategia, perché se guardiamo cosa fanno gli altri paesi europei, non solo, per risolvere questi problemi, per dare una risposta prima che il cittadino sia costretto ad andare appunto al pronto soccorso, perché 3 accessi su 4 sono codici bianchi e codici verdi. È necessario aggregare in strutture polivalenti più medici di base, con infermiere e segreteria, con l'introduzione dell'intelligenza artificiale e la possibilità di eseguire diagnostica di base come ecografie, radiografie, esami del sangue, elettrocardiogramma, eccetera, eccetera. E poi un collegamento telematico proprio con gli specialisti ospedalieri. E inoltre bisogna fare come fanno all'estero, cominciare a seguire i cronici da casa, quindi ipertesi, diabetici, cardiopatici, oncologici, eccetera, eccetera. Dobbiamo fare in modo, cambiando il sistema, di dare delle risposte prima, anche perché non abbiamo abbastanza medici per averne uno in ogni ambulatorio, e quindi mettendoli insieme riusciamo a fare più cose. Lo spartito che abbiamo suonato fino adesso in Veneto, come in tutta Italia, non ci sta dando dei risultati apprezzabili, perché è sotto gli occhi di tutti, non sono qua certamente a negarlo, che c'è un problema di lista d'attesa e ricorso al privato pagamento, e c'è un problema di pronti soccorso, e poi ce ne sono anche altri. Quindi io, se avrò la fortuna di essere lì ancora in regione e avrò la fortuna di occuparmi di sanità, di certo
proverò a cambiare l'organizzazione territoriale, perché così come ce l'abbiamo adesso non sta dando le risposte adeguate. Vigon, lei è stata negli ultimi anni vicepresidente della Commissione Sanità, ha incontrato anche gruppi di cittadini, associazioni che lavoravano proprio per agevolare il cittadino nello scontro con queste liste d'attesa. È un problema per i cittadini? Beh, per il cittadino è un problema enorme, nel senso che diciamo che condivido quanto ha detto il dottor Guglielmi, ma è una risposta comunque parziale. Nel senso che è vero, manca una messa in rete e questo la Regione lo dovremo sicuramente fare, ma soprattutto mancano medici di territorio, mancano medici ospedalieri. In Regione Veneto mancano circa 3.500 medici ospedalieri, mancano circa 500 medici di famiglia. Quindi abbiamo una carenza di presa in carico da parte dei cittadini molto notevole. Cosa succede? Succede che si va al pronto soccorso, ad esempio, dove abbiamo 2.600.000 accessi in Veneto, di cui il 60% sono codici bianchi. Questo significa che una buona parte potrebbe essere presa in carico dal territorio e non viene fatto. Al di là di questo aspetto qua, cosa è successo? È successo che circa 1 su 2 si deve rivolgere al privato oppure rinunciare. Anche in Veneto, nel Veneto eccellente, perché noi diciamo sempre la frase che passa, no, soprattutto dal centrodestra, qual è? Ma stiamo meglio delle altre regioni. Ma il Veneto ha degli strumenti migliori rispetto alle altre regioni e li stiamo perdendo questi strumenti. Questo è l'aspetto che noi dobbiamo assolutamente potenziare e cambiare. Perché? Perché se da un punto di vista anche economico abbiamo comunque delle possibilità in più rispetto ad altre regioni, non le stiamo utilizzando. E allora cosa succede? Succede che il 10% anche dei veneti rinuncia alle cure e questo è gravissimo. Abbiamo aperto circa una trentina di sportelli per diritto alle cure, dove applicando anche a seguito di una mozione che ho portato in Consiglio, che è stata approvata all'unanimità, quella legge del 98 mai di fatto applicata in Veneto e nemmeno anche nelle altre regioni, a parte il Lazio per un periodo, e a seguito di una procedura che questi sportelli fanno attraverso volontari, vengono comunque chiamati nei termini e fatta la visita, ma non è sufficiente. È una risposta parziale. Per le prime visite noi abbiamo un mondo che si chiama visite di controllo che non vengono prese in carico nei tempi. La legge cosa dice, sia regionale che nazionale? Per le visite di controllo, e parlo per le visite oncologiche e quindi o malattie croniche, è lo stesso specialista che dovrebbe fissare la visita e quindi nei tempi previsti, ovviamente perché la malattia non peggiori. Cosa succede? Succede che non abbiamo dei CUP interni, per cui spesso lo specialista fa fatica a prenotare e manda il cittadino, il paziente, dal medico di famiglia e poi il CUP, eccetera. E non si riesce a prenotare. Quindi, insomma, la cosa che dovremmo fare nella prossima legislatura è potenziare questo aspetto qua. La sanità è fondamentale. Medicina del territorio che si basa appunto sui medici di famiglia, che però anche loro appunto hanno delle difficoltà, sono pochi, è una professione forse poco appetibile. Mi sentivo appunto dei dati che mentre si specializzano prendono la metà di un medico ospedaliero, sono dei medici, non sono dipendenti pubblici sostanzialmente, quindi si devono gestire da soli anche i propri mezzi, ci sono dei comuni che magari danno lo spazio per gli ambulatori, però bisogna incentivarla questa professione. Come si può fare, Andreoli, secondo lei, a incentivare la medicina del territorio? Ovviamente fare in modo che ci siano più medici di famiglia, che sono poi il filtro verso la sanità per gli acuti. Allora, innanzitutto pagandoli di più, questo è un grandissimo tema, perché per rendere appetibile un mestiere, quello del medico come tanti altri, sicuramente bisogna guardare anche la remunerazione, che non è ancora adeguata, è inutile che ci prendiamo in giro. Il governo proprio ieri ha stanziato degli aumenti, mi pare dai 150 ai 172 euro, vado a memoria, al mese in più per gli ospedalieri. È un piccolo passo, ne serviranno tanti altri, in un quadro ovviamente economico nazionale complesso, perché c'è ancora il super bonus da pagare, ecco, però dobbiamo sicuramente tornare a renderlo appetibile pagando meglio, medici come infermieri e anche gli altri operatori sanitari. Poi bisogna cercare di farli tornare a fare i medici, a visitare,
E per questo dico anche l'intelligenza artificiale, perché può aiutare nella refertazione automatizzandola, e quindi un medico passerà molto meno tempo al computer a scrivere e molto più tempo a visitare. E è vero che ci sono alcuni comuni che in maniera nobile vogliono aiutare questi professionisti creandogli l'ambulatorio, magari anche mettendoli a disposizione gratuitamente, eccetera, però si rischia che si inneschi poi una gara tra comuni più facoltosi e comuni meno per portarsi via i medici di base, perché ognuno crea le condizioni più appetibili, ecco. Per questo io dico che è meglio cercare di aggregarli, per evitare anche questo, come succede per i segretari comunali, no? Che ce ne sono pochi, meno di quelli che dovrebbero esserci, quindi certi comuni se li fregano l'un l'altro, dico fregano per rendere l'idea, certo, chiaramente, però quindi sicuramente è un lavoro molto molto ampio, però secondo me proprio bisogna cambiare il sistema organizzativo e ridare senso a tutti quegli ospedali che una volta c'erano sul territorio, come non so, Isola della Scala, Caprino, Colonia Venta, Soave, tantissimi altri, ecco, quelli potrebbero essere i luoghi giusti dove dare delle risposte immediate e fare da filtro, però ridare dignità ai medici facendoli fare il loro lavoro, difendendoli quando vengono aggrediti come fossero la valvola di sfogo, lo sfogatoio sociale della nostra società, ecco. E sicuramente non è stato ancora fatto abbastanza per loro in questo senso. Bigon, cosa si può fare quindi? È d'accordo su aggregarli? Ma, allora parliamo di medici di famiglia. Medici di famiglia, sì, sul territorio. Perfetto. In Veneto abbiamo 248 posti di scuola ogni anno messi a bando negli ultimi anni in seguito di battaglie, perché prima ne avevamo molti meno. Metà rimangono vuoti. Quindi noi dobbiamo rendere la professione più attrattiva. 2 sono i sistemi. Io ho depositato una legge che è stata votata dal Consiglio regionale all'unanimità, di cui sono stata relatrice, dove la scuola di formazione deve diventare specializzazione universitaria e dove all'interno dell'università non solo ci saranno professori universitari, ma anche medici di esperienza del territorio, perché la tipicità di questa medicina territoriale è proprio il collegamento col territorio, il rapporto di fiducia, la famiglia, la presa in carico di tutti. Un medico di famiglia conosce non solo la persona che viene, ma anche tutta la sua storia con la sua famiglia, ed è questa l'importanza, no? Allora, se vogliamo prevenire. E poi del medico di famiglia ci si fida, per cui magari si fa il vaccino, insomma, e si fa quella prevenzione, stile di vita per noi fondamentale, risparmiando sui costi della cura. Allora, specializzazione universitaria è la prima cosa, ma io ho chiesto anche alla Regione di fare un'altra cosa nel frattempo, perché questa legge che è stata approvata in Consiglio regionale e che ho fatto adesso è all'esame al Parlamento, servirà del tempo. Nel frattempo questi medici che vogliono formarsi in medicina territoriale prendono, come si diceva prima, esattamente la metà di un loro collega che fa qualsiasi altra specializzazione. E siccome che abbiamo da una parte costi talmente alti e un potere d'acquisto diminuito, io credo che aumentare e parificare le borse di formazione nel frattempo sia il minimo che la Regione possa fare. Allora, da 800 euro che prendono adesso al mese a 1.500 che prendono tutti, la Regione lo deve fare immediatamente. E questo è un modo per rendere economicamente quantomeno più attrattiva la professione. Per quelli, la scuola, per quelli che già sono formati, che lavorano sul territorio, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fargli fare appunto il medico e quindi dare quel supporto amministrativo che oggi non hanno, se non a pagamento loro e se non solo in parte, e quindi dare una formazione a delle persone come supporto amministrativo, eliminare tutto quell'aspetto burocratico che hanno e fare veramente i medici. Cosa succede? Fino a qualche anno fa, cosa dicevamo? Hanno bisogno degli infermieri e quindi bene. Il problema è che in Veneto non ci sono neanche gli infermieri. Guardate che spesso dimentichiamo questa professione che è fondamentale. L'infermiere è veramente la spina dorsale del sistema territoriale. Perché? Perché noi dal 2026 avremo, non voglio cambiare tema, però fa certo, parte di questo sistema di medicina territoriale l'infermiere, anzi è parte integrante. Avremo nel 2026 tutte queste case di comunità dove da padrone la figura principale la farà il medico di famiglia, dove ne sono previsti 8 e 10 per ogni hub, per ogni casa di comunità, e tanti altri infermieri. Allora, anche su questo noi dobbiamo puntare, altrimenti non avremo la possibilità di gestire nessun tipo di struttura.
Quindi infermieri e medici di famiglia, prendiamo in carico veramente queste figure e rendiamole attrattive anche sotto l'aspetto organizzativo e economico per aumentarne il numero. Tra l'altro, per fare pubblicità appunto a Verona Salute, nella puntata dove abbiamo visto c'era il presidente dell'ordine dei medici, c'era anche il presidente degli infermieri, quindi invito a seguire anche l'altra puntata. Sentiamo adesso una clip di Marco Bognin, segretario generale della UIL FPL Verona. Parla dell'ATS 27, c'è un'agitazione dei sindacati perché nel processo di creazione delle ATS che gestiranno in Veneto la parte del sociale, ci sono appunto delle criticità secondo i sindacati. Allora sentiamo questa clip che ci servirà come esempio per una domanda che vi faccio fra poco. Sentiamo. La Regione dà delle linee guida sul consorzio o l'azienda speciale consortile, l'ATS 27 e quindi i 27 comuni che la compongono si stanno orientando sull'azienda speciale consortile economica, che è quella che non dà nessuna garanzia di mantenimento del servizio pubblico. Noi abbiamo fatto lo stato di agitazione perché rappresentando tutti i dipendenti dell'area sociale pensiamo che sia necessario mantenere il servizio pubblico, il servizio sociale pubblico. L'azienda speciale consortile non economica, applicando la 165/2001 sia nello statuto che nei contratti, ci dà questa tutela, così come ce la dà il consorzio. Non la vediamo invece in quella economica. A questo proposito abbiamo fatto uno stato di agitazione, ma abbiamo anche incrociato dei cittadini che di solito usufruiscono dei servizi sociali e queste persone di solito sono quelle fragili e noi abbiamo bisogno di dare una tutela anche al cittadino che usufruisce di questi servizi. Pertanto lo stato di agitazione, che è uno scossone forte, è proprio per far riflettere questi sindaci nel prendere questo tipo di decisione. ATS 27 riguarda l'est veronese e appunto la preoccupazione dei sindacati in questo caso è lasciare campo al privato sostanzialmente e che non sia una gestione totalmente pubblica. Allora questa volta parto da Bigon. Qual è il ruolo del privato secondo lei nel settore della sanità e del sociale? Il ruolo del privato è economico soprattutto. Questo è il nostro problema. Il privato non è da demonizzare. Il privato ha una funzione importante laddove integra il servizio pubblico. Allora ci sono due cose però da specificare. Uno è il servizio sanitario, l'altro è il servizio sociale. Qua si parlava soprattutto del servizio sociale. Allora, noi diciamo spesso, no? Il privato, e parlo del sanitario, non va bene quando supera una certa soglia, ed è questo l'aspetto. Guardate che il privato ha una caratteristica, anzi due. Prima di tutto non fa ricerca e non fa prevenzione, a meno che appunto negli obiettivi non ci sia. Diverso è ad esempio l'istituto di ricerca di Negrar, dove è l'istituto di ricerca, ma in genere sono comunque società per azioni o quantomeno, e non fanno prevenzione, non c'è la presa in carico come c'è nel servizio pubblico. Poi l'altro aspetto del privato è che quando ci sono malattie, ad esempio gravi, pesanti, rimandano il pubblico, non li prendono in carico. L'abbiamo visto nel Covid. Qual è stato il problema principale tra privato e pubblico? Che io avevo fatto come provocazione, che li prende in mano anche il privato, visto tutto l'aspetto economico che hanno preso negli anni. Allora, le terapie intensive, ad esempio, terapie intensive sono quasi tutte nel pubblico, i reparti di oncologia spesso, soprattutto per determinate malattie, sono nel pubblico. Quindi ecco, anche determinate prese in carico nei pronti soccorsi non avvengono spesso nel privato, avvengono nel pubblico. Allora, dobbiamo stare attenti a questo aspetto qua. Il privato non si fa carico di tutto, ecco perché è necessario il pubblico, che non guarda l'aspetto economico, diversità del privato. Diverso nel sociale. Nel sociale noi abbiamo fatto una battaglia sugli ATS, sugli ambiti territoriali sociali, per due aspetti. La prima è che non diventi privato e che quindi si suddivida quello che è l'aspetto sociale dalla sanitario, perché noi abbiamo un sistema in Veneto che era partito nel 78 con l'integrazione sociosanitaria. Se io prendo in carico un ragazzino che ha un problema di salute mentale
in parte è sociale perché mi prendo in carico la famiglia con l'aspetto magari di disagio che ha, ma è anche sanitario. L'integrazione è fondamentale per avere tutti quegli aspetti di cui quel ragazzino ha bisogno. Faccio un esempio, vero? Se noi invece andiamo nel privato, anche sotto l'aspetto del sociale, e parlo degli ambiti, cosa per cui abbiamo lottato e speriamo che non vada avanti come è stato preannunciato, rischiamo che da una parte ci sia la divisione tra uno e l'altro, tra sanitario e sociale. Nello stesso tempo avremo un sociale privato che non guarderà l'interesse del cittadino, ma guarderà l'interesse di chi lo gestisce e quindi di chi lo eroga quel servizio, non sicuramente a beneficio ma per il proprio tornaconto. Ed è questo che noi non possiamo permettere, non lo possiamo permettere. Poi ci sarà un altro aspetto, un altro problema. La legge cosa prevede? Andreoli. Sì, scusa, velocemente, Sì. L'altro aspetto è il passaggio del personale dal servizio dell'USL a quello dell'ambito, che non lo faranno volentieri. Ecco, scusate. Andreoli, quindi questa integrazione in termini insomma delicati come sociale e sanità, integrazione fra pubblico e privato, si può fare o come si può fare? Insomma? Io il modello che ho in mente, quello che citava anche la collega, è quello dell'ospedale di Negrar, anche perché vivo lì, quindi lo conosco bene. È un servizio pubblico a guida privata, un ospedale privato convenzionato, paritetico al pubblico, che ha tanti vantaggi perché appunto oltre a fare ricerca dà risposte di altissima specialità e tra l'altro cura non solo i nostri cittadini ma anche moltissimi che arrivano da altre regioni, al 31% l'ultimo dato arrivano da fuori Veneto, quindi dà invece quelle risposte di ultima istanza sulle patologie più gravi. E poi ha degli evidenti vantaggi anche per i conti pubblici, gestita in questa maniera qua. Perché? Perché il cittadino che va a curarsi in un ospedale come questo paga lo stesso ticket che pagherebbe in Borgo Roma, in Borgo Trento, a Samonifacio. Però quella singola prestazione erogata in un ospedale che ha la guida manageriale, diciamo, privata, che è portata a efficientare e razionalizzare, ogni singola prestazione costa almeno il 30-35% in meno per i conti pubblici. Quindi è un grandissimo vantaggio. E poi gli investimenti in conto capitale, quando c'è da realizzare un nuovo padiglione, nuova piastra chirurgica piuttosto che il nuovo pronto soccorso, un ospedale pubblico chiede i soldi giustamente alla regione che finanzia l'intervento per intero. Una struttura come Negrar se la paga in proprio, si fa i mutui con le banche, si indebita, gli assicuro che è così. Ecco, quindi è portata a dover investire in proprio sicuramente e alleggerisce invece il carico di costo, diciamo, pubblico sulla sanità, che invece le strutture totalmente pubbliche chiaramente hanno per intero. Quindi quel modello lì mi sembra che sia un successo e che funzioni. Questo tipo di privato è sostenibile ed è incoraggiabile. Quello lombardo, per capirci, è un sistema che a me non piace personalmente, perché è il privato puro a pagamento totale, quindi per le tasche del cittadino non sono cliniche convenzionate, sono cliniche dove si paga e basta. E poi perché da settembre c'è stata questa grande novità della corsia preferenziale negli ospedali pubblici per chi ha un'assicurazione sanitaria, un fondo integrativo, che secondo me è un precedente, può essere un precedente per un qualcosa che tenderà ad assomigliare alla sanità sul modello americano, totalmente privatistico, che sicuramente, su questo siamo d'accordo tutti, è un modello da tenere il più lontano possibile da qua. 30 secondi, Bigon a un certo punto ha scosso la testa mentre parlava. No, dicevo che Negrar è un ospedale privato, di fatto. Poi è un istituto di ricerca, nel senso che fa ricerca perché così è stato come incaricato come servizio, ma quello che io voglio precisare è che è il servizio pubblico che noi dobbiamo portare avanti, sia quello ospedaliero, perché quello convenzionato, che sia Negrar, che sia Peschiera o che sia un'altra struttura, deve solo integrare quello che è. Ecco, la diversità è solo nella ricerca, che a diversità del privato puro, magari Negrar è stato incaricato dal Ministero anche per questo aspetto qua, ma per il resto noi dobbiamo potenziare quello pubblico assolutamente.
Siamo in chiusura, un minuto a testa. L'invecchiamento è il grande tema, la popolazione aumenta appunto con l'età, ci sono sempre meno medici, anche se non aumenta la popolazione generale, però appunto aumentano gli anziani, case di riposo dove non si trova posto, la medicina territoriale che abbiamo visto è in difficoltà. Cosa dire ai veneti che invecchiano, Andreoli? Che per quanto mi riguarda cercherò di fare il possibile per creare un'assistenza e dei servizi migliori per loro, se non altro perché se tutto andrà bene anche noi tre che siamo qui adesso un giorno diventeremo anziani, e quindi ci piace anche l'idea di preparare il campo anche per noi stessi, perché invecchiare tra le due è sempre la migliore opzione. Stanno aumentando di numero tantissimo sul totale della popolazione, l'aspettativa di vita si sta alzando, questo perché per fortuna la tecnologia, la scienza fa i suoi passi avanti, i suoi progressi, però è chiaro che mancano e mancheranno tanti posti in case di riposo, in centri diurni, in tutte quelle situazioni per gestire le persone anziane, soprattutto quelle in solitudine, che ahimè saranno sempre di più, proprio perché già da decenni abbiamo fatto troppi pochi figli e molti di questi sono anche andati via, sono andati anche all'estero, quindi ci sarà un grande problema andando avanti così con gli anziani soli, ed è sicuramente un cruccio che abbiamo tutti e bisognerà banalmente far cosa? Cercare di trovare le risorse per creare qualcosa per loro. Potremmo farlo con le concessioni autostradali famose dell'A4 Brescia-Padova, e penso al 2029 le concessioni idroelettriche che scadranno nella nostra regione, quelle valgono centinaia di milioni di euro l'anno. Dovremmo assolutamente, con un ente strumentale nostro, pubblico, prenderle in mano e averne un vantaggio, e poi possibilmente senza alzare le tasse, perché nessuno vuole alzare le tasse. Ci saranno, credo, dei modi alternativi per farlo. Cosa si può fare, Enrico? Ad oggi abbiamo 340.000 non autosufficienti in Veneto, di cui 32.000 sono nelle case di riposo. Noi abbiamo programmati per i prossimi anni in regione solo 4.000 posti, quando in realtà già adesso le 10.000 persone sono in lista d'attesa. Quindi abbiamo un problema. Perché sta ancora reggendo questo sistema? Con difficoltà ma regge. Perché abbiamo ancora una rete familiare. Perché il più grande ospedale che c'è è nel domicilio delle persone, perché ci sono 320.000 non autosufficienti. Allora, noi dobbiamo fare due cose: investire di più, e questo è evidente, aumentare la programmazione, ma puntare anche su un altro aspetto che è la natalità. Perché fra 20 anni, se va avanti questo sistema, non avremo più nemmeno la rete familiare e crollerà veramente tutto, crollerà tutto. Allora, strutture, co-housing adeguate, case di riposo che non sono più le case di riposo di 20 anni fa, ma sono dei piccoli ospedali, per cui la riforma dell'IPAB e l'adeguamento del personale va fatto assolutamente, ma nello stesso tempo potenziamo anche la natalità. E qui ha aperto un tema per un'altra puntata, e allora ci rivedremo eventualmente su questi schermi. Grazie ai consiglieri Andreoli e Bigone per essere stati con noi. Grazie A mille. voi, grazie. Si chiude questa puntata di giovedì, continua la programmazione di Radio Adige TV, e ovviamente l'invito è continuare a seguirci sui nostri canali. Grazie ancora e buona serata.